Rivoluzione cardiochirurgica, l'ennesima che arriva dall'equipe dell'azienda ospedale Università di Padova, che vanta numeri da record: 47 trapianti nel 2024, 7.500 prestazioni ambulatoriali, stavolta nel trattamento di quella che si chiama endocardite infettiva in pazienti inoperabili. È stato effettuato infatti il primo intervento al mondo nell'aorta ascendente a cuore battente, senza cioè fermare mai il cuore e senza l'utilizzo di circolazione extracorporea, con una incisione di soli 4 centimetri. I pazienti, specie in Italia, sono sempre più anziani, quindi servono strade alternative alle operazioni chirurgiche complesse. L'età si sta alzando, siamo forse al terzo o quarto posto come popolazione più anziana al mondo e quindi dobbiamo farci carico di identificare nuove strategie terapeutiche per i pazienti, i grandi anziani così definiti, per ridurre l'invasività dell'intervento stesso, per garantire quindi una miglior ripresa dopo l'intervento e una miglior qualità di vita. L'intervento è stato eseguito su un paziente maschio di 81 anni, già sottoposto a sostituzione valvolare aortica e con molti fattori di rischio. A livello internazionale, ma soprattutto italiano, la nuova frontiera è affrontare l'età media molto più alta dei donatori. L'Italia è ai primi posti per il numero di donatori rispetto agli altri paesi europei, ma il profilo clinico del donatore si è modificato in maniera sostanziale e significativa. Siamo passati dai 18 anni di età media dei donatori ai tempi di Vincenzo Gallucci a più di 60 anni, 65 anni, che è l'età media dei donatori di oggi. E se questo non impatta negativamente rene, fegato, polmone, impatta negativamente il cuore, quindi dobbiamo trovare altre strategie terapeutiche, pensiamo ai VADI, sistemi di assistenza meccanica al circolo, pensiamo al cuore artificiale, c'è ancora molto da fare. Tornando al paziente in questione, l'intervento tradizionale era ad altissimo rischio e invece il paziente ha avuto un ricovero in terapia intensiva di soli 5 giorni con un completo recupero neurologico, adesso sta facendo riabilitazione.